Naturalmente la valorizzazione anche delle cosiddetti centri commerciali naturali diffusi sul territorio. E cioè non solo avevano i Garibaldi, Via Paoli e le altre vie del commercio, diciamo, Via Alghero, ma tutte le zone che sono, diciamo, sedi di esercizi commerciali. Come? Promuovendo iniziative e attività. Innanzitutto si aiuta il mondo del commercio, consentendo al mondo del commercio di abbattere anche i costi. I costi sono quelli della TASSU, ad esempio, che è molto alta e viene pagata in termini di metri quadri e non in termini di immondezza che viene prodotta. Oppure la tassa sulle pubblicità. Sì, però in che termini? In termini che l'amministrazione pubblica, il pubblico, il comune, ha interesse che non ci siano insegne nel centro storico. Perché? Perché io ti tolgo la tassa, ti consento di mettere un'insegna d'altro tipo rispetto a quella che c'è. Guardate che cos'è la via Roma. Adesso non è l'esempio del corso, però la via Roma. Però per stare all'esempio, io lo posso togliere perché penso che sia un incentivo per il commercio, oppure la posso diminuire, mettiamo così, eliminare, per coloro che invece decidono di eliminare le insegne da sotto la via Roma. Perché è un interesse più generale del pubblico lasciare gli edifici storici i portici della via Roma liberi delle insegne, magari concedendo invece al bar la possibilità di mettere le sedie all'aperto, anche gratis, eliminando la tassa sul suolo pubblico, dando la concessione ma eliminando il costo, però l'arredo deve essere di un certo tipo. Cioè deve essere in ghisa, non può essere la sedia in plastica della Coca-Cola, cioè io pubblico ti tolgo io pubblico, coloro che amministrano hanno il potere di decidere se creare degli incentivi di un certo tipo o d'altro tipo. L'incentivo però deve essere, cioè perché tolgo quel tipo di tassazione? Perché reputo che anche se io non ho un'entrata come comune perché riduco una tassa, ho un valore aggiunto in più dato dalla estetica dei luoghi, dalla bellezza dei luoghi, dal fatto che sia gradevole passeggiare in una strada dove gli arredi, le panchine siano inseriti in un contesto dove la sedia dove uno si siede, il tavolino siano di un certo tipo. Cioè crea un incentivo perché uno possa investire alla fine sulla propria attività commerciale. E questo attiene veramente. Per quanto riguarda gli altri elementi, io non so se la promozione di se stessi in questo sistema funziona, ma alla fine credo che il problema sia promuovere Cagliari. Cioè, noi non attiriamo turisti. Quelli che voi vedete circolare sono quelli che sbarcano dalle navi da crociera, che stanno qua 4 ore. In 4 ore noi non riusciamo, non c'è un sistema, perché non l'hanno pensato, come si fa nel resto del mondo. Per cui io devo affascinare il turista rispetto alla città e le potenzialità e l'offerta della città. Tanto lo devo, come dire, coinvolgere, affascinare, che quel turista della nave della crociera si ferma per 4 ore, ma io gli ho dato un'impressione tale della città, per l'ambiente, la spiaggia, i servizi, la comunità dei trasporti, la promozione anche dell'Internet del resto della Sardegna, cioè che sei inserito in un contesto dove se ti fermi per una settimana puoi visitare posti bellissimi, a distanza di 45 minuti piscina, la zona delle miniere. Lo devo conquistare perché lui torni per 10 giorni con la famiglia, altrimenti è uno spreco di soldi, perché messo insieme le risorse che servono per attrezzare i mobili, per attrezzare il terminal crociere, per dragare il fondale per persone che arrivano qua e poi alla fine si detengono solo 4 ore, il gioco non vale la candela. Cioè il crocerista è un turista che se ritorna crea una ricaduta, ritorna in quella città che ha visitato per più giorni, si trattiene in un albergo, mangia in ristorante, spende nei negozi, visita dei luoghi, paga il biglietto per andare a teatro e quant'altro. Altrimenti c'è un ritorno, ma è minimo rispetto alle potenzialità, perché più turisti dovessero ritornare a Cagliari di quelli che la visitano per poche ore, si aggiungerebbero a quelli che già la visitano per poche ore e si riempirebbero anche le altre vie. E così come cittadini di altre realtà potrebbero arrivare a Cagliari perché Cagliari ha un centro storico che può essere risistemato, la riqualificazione urbana, gli elementi che dicevo prima.